presento, signori e signori, il nostro amico Mauro Vecchiato, che è l'allenatore della Laguna Venezia. Ciao Mauro! Ex giocatore dell'Inter anche, no? Un passaggio. Piccola parentesi interista, e poi per fortuna si è cancellato questo peccato originale e si è andato oltre. E poi abbiamo tirato le camere, andiamo a vedere anche un po' di protagonisti della squadra che allena il nostro amico Mauro Vecchiato, che è la Laguna Venezia. Eccoli là inquadrati, appollaiati, insieme. Buonasera ragazzi, ciao! In forma, allegri? Sì. Quella signora bionda, ve lo dico subito a scanso di equivoci, non è l'amica di qualcuno di loro, è la signora Galparoli. Ciao Patrizia, grazie. Ciao. Siete conosciuti, vi siete sposati? Sì, è stata un po' una splendida figlia. Un po' di vita, sì. Passata... Sorpresa per te, attenzione. Mario, anche tu hai fatto un calcio, sei stato all'Inter, ma cosa sei andato a fare all'Inter? Una parente, a 17 anni in primavera, ho fatto l'anno della primavera, un anno un po' sfortunato. Poi sei scappato, insomma. No, poi sono tornato all'Ovile, nel calcio Treviso. Con Pillon anche? Esattamente, l'anno sì, hai fatto Pillon. Promozioni? Esatto. Bene. Fatto un anno. E adesso alleni questi ragazzi? Questi giovanotti qua, anche quest'anno, diciamo, posso ritenermi soddisfatto di quello che hanno dato, siamo riusciti a conquistare dei playoff, domenica ce li giochiamo. E in bocca al lupo, naturalmente. Speriamo bene. Giocate domenica mi pare... A Camisano Vicentino. A Camisano Vicentino, in bocca al lupo, poi parleremo anche con loro. Tu vivi invece un'altra atmosfera. Dilettantistica, sì, molto più... altre problematiche. Meno pressante. Più soft, però sicuramente diverse. Senta. Sì, Lorenzo, sono già integrata nella squadra, facciamo un giro di presentazioni doverose, ragazzi. Avete già il microfono, ve lo passo io? Ok. Ragazzi, non scoppia, non scotta, tranquilli. Marco Romano, buonasera a tutti. Parlo io per primo perché gli altri sono timidi, allora rompo io il ghiaccio. Sei il capitano, è giusto che parli, scusami. Allora parlo io a nome di tutti. Intanto grazie per l'ospitalità. È un piacere. Spero che anche gli altri ragazzi ci stiano guardando da casa. Figurati, vedrai dopo. E speriamo arrivi anche qualche mail per noi, dai. Ma arriverà tranquillo. Ne sono già arrivate per quello che sono qui. Ne sono già arrivate? Personali o no? Senti, ma che ruolo giochi, scusami? Difensore centrale. Difensore centrale. Ti avrei detto dal fisico, dice. Se no l'alternativa era il portiere. Sa che c'è davanti, Rapidissimo. E gli altri non parlano? Gli altri sono un po' timidi. Sembra un novellino quello dietro a te. Grazie. Me lo dicono tutti. No, scherzo. Io sono un esterno destro, giusto mister? Esterno della facoltà di non rispondere. E niente, ti passo qua. Il mio... Robelli Elia, centrocampista. Io sono Marco Percinotto, il collaboratore di Mauro, vice allenatore. Collaboratore, benissimo. Vice allenatore, dai, diciamo. E io sono Emanuele Ginocchi, il più giovane del gruppo, preso di mira da tutti. Attaccante? No, difensore centrale, compagno. Tutti i difensori, gli attaccanti? Lui sarebbe... Non ho avuto paura. Non hai marcato nessuno stasera, Dino. Sapevano che c'era e allora ha detto stiamo a casa. Che non si sa. Quanti anni avete, ragazzi? Risalutiamo la nostra Patrizia, che è sempre là, che li fa un po' da madrina. Da madrina, state buoni. Tu c'hai la faccia da novellino, c'hai la faccia un po' birichina. Uguale, è vero. È vero, Facciamo un primo piano a Novellino. A Novellino lì. Ecco, adesso arriva, eccolo lì. Eccolo lì. Novellino era forte, Cavolo, sei forte. l'ho marcato. E menava, Era tosto, Io ho 26 anni, sono dell'88, sentivo prima che parlavate del Padova e sono contento che ci sarà un bel derby, diciamo, Venezia-Padova. L'anno prossimo, visto che sei contento, ci vediamo l'anno prossimo. Verrete a Venezia e ci sarà il derby e sono contento, sì. E già con la ristrutturazione dei campionati. Sì, sarà sarà una bella confusione. Ma il Venezia, scusa, non puntava ai playoff? Niente da fare, Iniziano gli sfottò ancora prima del campionato. Chiedevo, te mi hai detto sono pronto per l'anno prossimo. Sono contento che ci sia il derby. Sei contento? Guarda che fra poco telefono dal canto, sta attento. No, per carità. Ma tanto dal canto non ci sarà più l'anno. No, è una rivalità molto sentita, soprattutto. No, sono venuto spesso al Penzo a vedere le partite. Quindi... Speriamo che si costruisca questo stadio nuovo, nel senso... Io da quando ero piccolo che ne sento parlare. No, ma adesso... Anche io...
hanno fatto passi avanti perché ha preso i terreni attorno a Tessera. Vabbè, c'è il russo adesso che... No, quindi i terreni è già qualcosa averceli perché ti Ma posso siamo in assicurare Italia, che qua a Padova 10 anni, dai. Esatto, poi ora che fanno la legge sugli stadi, ora che fanno tutto. Sì, poi la burocrazia, le Forse cose... nel 2040 tranquillo. c'hanno lo stadio nuovo. Senti, sei contento di questi ragazzi? Sì, tutto sommato sì. Sì. Le aspettative erano diverse inizio stagione. Questo gruppo era un gruppo un po' consolidato, nel senso che negli ultimi 2 anni è stato più o meno sempre quello. Io sono arrivato quest'anno, l'anno scorso si sono salvati all'ultima giornata con i play-out e quest'anno... Fai il playoff. Sì, dal mio punto di vista potevamo avere qualche punticino in più, però devo accontentarmi. Sei sempre in corsa adesso, dai. Sì, adesso ce la giocheremo a viso aperto. Voi invece ragazzi siete contenti del campionato? Sì, tutto sommato, come ha detto il mister, qualche punto l'abbiamo buttato via, però dalle aspettative di inizio stagione, che erano quelle di salvarsi, la società ci ha chiesto di salvarsi, secondo me abbiamo fatto già molto, diciamo. Siete ancora in corsa. La squadra più giovane del girone. Infatti, la squadra più giovane del girone è una delle note che mi ero dimenticato. Io sono uno dei vecchi invece. Allora sì, questi sono i vecchi. E hanno fatto meglio del Venezia, sottolineiamolo, ancora una volta. Ma no, ma senza rancore. Senza rancore, però, cioè, con quel sorrisetto lì, senza rancore. Senti Dino, Federica. Sì, mi avvicino ai ragazzi perché non ci credono, ma stanno arrivando tantissime mail proprio per loro, ragazzi. Vai. Allora, sull'oggetto, che belli! Complimenti ai ragazzi della Laguna di Venezia e dal loro mister Vecchiato, sono bellissimi. Un grande in bocca al lupo per domenica, grande Fioi, un gruppo di tifosi da Venezia. E poi ce n'è subito un'altra sempre per loro. E dicono: ciao, vorrei chiedere ad Alvise Zanus, il bomber della squadra, se pensa di segnare domenica a Camisano e a Mauro Vecchiato come affronterà la gara contro il Camisano. Da Paolo. Sì, ce l'avete un microfono lì? Perfetto. Salve mister. È sempre qua, Ovviamente spero di segnare e soprattutto insomma, spero di passare questo turno di playoff. Tutto dipende da me, ma anche un po' dal mister. E qui passo la parola al mister. Ma dipende da te. Se lo fa giocare. Lo fa giocare? Dipende. No, ma sei un po' ruffiano tu, però, di la verità. Poco, dai, un po'. Diciamo che il signor Zanos sto scherzando, ovviamente. quest'anno ha siglato una rete sola, ma una rete pesante, nel senso che era la rete del definitivo distacco dei play-out, che erano alla quota di 41 punti. Su come affronterò la trasferta al Camisano sicuramente andremo in pullman e da qui stiamo cercando di prepararla bene, avendola vista all'ultima giornata di campionato, ovviamente con giocatori Hai già diversi. preso le misure? Sì, dopo sarà una partita secca, quindi ci saranno gli episodi che potranno fare la differenza, noi cercheremo di prepararla al meglio possibile e sti giovanotti sono convinto che saranno Esorcizziamola trovati. non parlandone, perché sennò se cominci già a parlare adesso... Esatto. Torneo hanno dato lezioni e tutto. La Champions League di quella della primavera dell'Inter, quanti ne Poi sono dopo rimasti? andiamo a vedere i giocatori dagli altri quanti settori hanno fatto giovanili il resto sono sulla squadra? fenomeni. Li ha dati Diciamo tutti in prestito. che ci sono altri E sulle grandi interessi squadre non probabilmente hanno che fanno possibilità. girare. Ti dico una cosa che è successo. Ho preso 2 giocatori in Veneto, non dico i nomi perché non voglio offendere le persone, perché non sarebbe giusto e simpatico. 8% di stranieri nel campionato italiano di calcio. Delle regole diverse, come si parlava prima, di un minimo o un massimo di Sì, ma giocatori. Io dico un immobile che magari arriva da un settore giovanile diverso, ma Insigne, Verratti. Dobbiamo ringraziare quel Pescara e l'allenatore che tutti conoscono se l'hanno fatto giocare, se li hanno fatti giocare, perché non so quanti altri. se non gioca bene non vince. Se una cosa non sarebbe bella perché Quella uno volta deve capitava seguire, bene, adesso comprare il meno. biglietto, comprare l'abbonamento. dell'Inter quest'anno. Vado a dire appunto, Perché giocavano abbastanza bene. C'è un'email, Federica? giochi bene Ce ne non sono vinci. tantissime, credo che questa sia. Vai, una dietro l'altra, dai, che dopo suoniamo prima... Giovane, grazie. Allora, ciao, vorrei chiedere alla squadra del Laguna e al mister se sono cariche per Camisano. Saluti, in bocca al lupo e il più bello sei tu. Ci vediamo domenica, Lorenzo Bertaccino. Ok, vado subito con Vai un'altra. avanti, abbiamo Un capito. in bocca al lupo ai ragazzi della Laguna per i playoff. Tenete alta la nostra bandiera e un saluto particolare a Mano Ginocchi e al mitico Maci Gatto, il buffon della Laguna, da Roberto S. Puntata De Casteo. Vabbè, insomma, sono arrivati. Ce ne sono altre ancora? Yes. Yes, Qual è il pronti? modulo?
preferisce mister Vecchiato e perché? Grazie, Macigatto. Il mio portiere, gli rispondo domani. Ok. Ha lasciato anche un numero Le camisane che guardano, dopo gli diciamo il modulo. Non vale. Ci Ha fermiamo? lasciato anche- Sentiamo Dino, sentiamo prima Mario, dopo per ultimo I Nervo. mondiali sono sempre i mondiali, bisognerà capire le squadre che arriveranno atleticamente, dal punto di vista atletico, nella miglior condizione in quelle partite lì, perché dopo a livello motivazioni insomma c'è tutto il mondo che ti guarda. Però penso che la Germania, io vedo la Germania, visto il tipo di calcio di oggi, vedo una delle squadre Federica, favorite. di la tua trasmissione. Io ringrazio gli amici della Laguna di Venezia, saluto Patrizia, grazie Patrizia di essere stata con noi stasera, Lorenzo, di averci sopportato. Prego Federica. Scusami se ti interrompo, però so che il capitano aveva 2 parole da fare, 2 parole da dire. Prendo proprio Prego, capitano. 30 secondi a nome di tutta la squadra. Vogliamo dedicare questo piccolo traguardo che abbiamo raggiunto, sperando di andare avanti, al nostro vicepresidente che è venuto a mancare i primi di gennaio, Stefano Zane. Ci tenevo a farlo pubblicamente perché era molto legato a noi e spero che qualcuno prenda il suo posto con la stessa passione e la stessa grinta che ci trasmetteva e ci portava sempre ai campi tutti i giorni. Bravo. Grazie mille. Questo è il vero capitano, bravo. In bocca al lupo. Saluto Federica Bigotto, Gabriele Grazie, Pusazzoni, Lorenzo, alla prossima. Erwin Haki, dico bene? Hagi. Vabbè, Federico, Parente dell'Agi, saluto Agi. Mario, Mauro. con i nomi stasera siamo Il andati. giocatore... E poi saluto il nostro grande amico Dino Galparoli. È stato un tuffo al cuore nel passato, rivederci.